completamente tagliato Allora, fuori. torniamo un po' sul punto, cominciamo da SPCGIL, qui la questione socio-sanitaria, come la vedete? Allora, il governo della sanità, quello che si propone con l'azienda zero, con le 9 USL, è veramente la priorità se effettivamente poi si risparmiano solo 90 milioni, perché questo sta girando. 1,1%. Perché è importante risparmiare, ci mancherebbe altro. Anche se... solo ha detto 90 milioni? Solo. Sono tantissimi 90 milioni, Su però 8 miliardi e attenzione. mezzo, Su 8 miliardi. l'1%. Però ci sono aziende che non risparmiano niente, guardate Sì, a livello sì. Italia. Cioè, Però anzi. come su 8 miliardi e mezzo Magari è pochissimo, però non è che metto in discussione... Non ha fatto la correzione giusta, io le faccio solo dopo l'osservazione, dopo sta a voi. Spiegare al cittadino che cosa comporterebbe comunque questo risparmio, perché se dopo questo va a tagliare servizi, Volentieri. eccetera. Dopo, prego. Sono importanti anche i 90 milioni, ci mancherebbe altro. Detto questo, siccome si parla di priorità della sanità nel Veneto, prima si diceva, ma dentro questo progetto di legge c'è anche il governo delle liste d'attesa? No. No. Ma dentro questo progetto di legge ci stanno i costi delle strutture residenziali degli anziani? No. Ci stanno dentro i ritardi insopportabili dell'avvio delle medicine di gruppo, l'ampliamento degli ambulatori di medici, medicina generale? Che è la cosa fondamentale per il cittadino. Quello che sto tentando di dire è che sicuramente è importante il governo, lo stanno facendo in Emilia Romagna, lo stanno facendo in Toscana, lo stanno facendo in Lombardia, la riduzione del numero delle USL, sulle quali mi sembra che tutti quanti siamo d'accordo che bisogna ridurle. Dopo bisogna vedere, come diceva prima l'onorevole, il ruolo dei sindaci in questa partita, perché è vero che è importante, cioè una cosa è avere un USL con 300.000 abitanti, un conto è avere un USL con 1 milione e passa di abitanti. E il ruolo dei sindaci, di chi dovrebbe governare la sanità nel proprio territorio. Allora, se si vuole fare un'operazione di questo tipo, io penso che sia necessario anche tentare di equilibrare i poteri, cosa che non si fa in questo progetto di legge, anzi si accentrano i poteri. Quindi non solo il ruolo del Consiglio regionale, ma anche il ruolo dei sindaci. C'è una conferenza a livello regionale che, da quello che mi risulta, dei sindaci ha funzionato poco e male. Forse non sarebbe male, se si vuole fare un'operazione di questo tipo, ripeto, di aggregazione grande di territori di USL, che il ruolo dei sindaci, sia a livello territoriale che a livello regionale, sia, come dire, un ruolo importante. Quindi l'importanza è appunto equilibrio dei poteri e rivalutare il ruolo di questa conferenza regionale. Chiarissimo, dopo sentiamo cosa dicono al riguardo. Cosa ne dite voi, anche come dipendenti, perché si era accennato anche al discorso delle figure che lavorano all'interno delle USL, eccetera, quindi questa azienda zero può piacere? Questo lo vedremo casomai quando ci sarà e gli effetti. E partirei un po' a monte per inquadrare una questione, perché è da ricordare che tutto è partito in vista dell'ultima campagna elettorale con le proposte per la riduzione delle ULSS, e ogni partito infatti abbiamo visto ha fatto la sua proposta. Nelle organizzazioni sindacali, diciamo noi della CISL, dell'accorpamento delle ULSS non l'abbiamo mai chiesto e abbiamo sempre avuto dubbi. Perché laddove si diceva che avrebbe portato una situazione di maggior controllo dei bilanci, economicità e tutte queste cose qua, noi insomma dicevamo che ci pareva che tante ULSS di piccole e medie dimensioni avevano i bilanci in ordine inutile e il deficit derivava soprattutto dalle macroaggregazioni, tanto per capirci, l'azienda ospedaliera Padova e Verona, ULSS 16 di Padova e il Veneziano. Lì c'era la maggior parte del buco
del buco, diciamo del deficit. Poi i bilanci sono sempre stati chiusi negli ultimi anni in attivo, con un utile. E quindi questo ha generato una rincorsa, chi più bravo a proporre, e a un certo punto è arrivata la proposta della riduzione delle ULSS e anche dell'azienda zero, è una dinamica che è da valutare. Noi siamo partiti dall'analisi della prima proposta del PDL 23, abbiamo a suo tempo preso posizione come tutti, siamo settembre-ottobre se non sbaglio dell'anno scorso, e poi ci siamo trovati adesso con il testo licenziato dalla Commissione qualche giorno fa, che credo domani dovrebbe iniziare il dibattito in quinta Commissione. Questo testo, che è, mi pare, sì, in Consiglio regionale, e questo testo che è credo fatto anche con il contributo, è un mix anche prendendo di altre proposte anche delle opposizioni, lo abbiamo analizzato e abbiamo rilevato questo. Da una parte, di fronte al testo di partenza, abbiamo visto che non dà quei poteri all'azienda zero che c'erano in origine, cioè anche di occuparsi, di essere titolare della programmazione, della gestione, del controllo, degli aspetti di ispezione. Non dà questo, ma questo lo riporta in capo al Consiglio per quanto riguarda la programmazione sociosanitaria e alla Giunta per quanto riguarda tutto il resto. E quindi diventa uno strumento a supporto delle decisioni del Consiglio e della Giunta regionale. A questo punto questo lo abbiamo rilevato come un elemento importante, lo abbiamo rilevato peraltro, sto parlando di un documento unitario, CGIL e CISL-UIL di qualche giorno fa, e con l'attenzione di dire, ok, questo è una roba positiva e dobbiamo attenzionare tutti quei provvedimenti che la Giunta regionale, che ha la titolarità, può fare per implementare ulteriori funzioni e ruolo dell'azienda zero. In più ci sono stati dei passaggi importanti da ricordare, perché in origine non si prevedeva il direttore sociale della funzione territoriale, e anche lì c'è stato bagarre da parte di tanti, forse di tutti, e adesso ci troviamo invece questa presenza, peraltro con molta chiarezza dal punto di vista, di fronte al testo iniziale, molta chiarezza per quanto riguarda cosa diventerà l'ULSS che viene chiusa, diventa un distretto, ha una conferenza dei sindaci, l'ULSS diciamo del territorio provinciale o le due quando sono divise in due, c'è un comitato dei sindaci, c'è un'assemblea dei sindaci, c'è, in soldoni poeticamente, c'è una chiamata al ruolo dei sindaci e per l'esercizio delle funzioni attraverso lo strumento del piano di zona, che è quello che prevede l'insieme dei servizi nel territorio, molto importante, molto più forte. Mi pare anche questo un elemento interessante. Resta secondo noi da capire cosa succederà per un'ULSS dimensionata su 900-800 milioni di abitanti, insomma queste ULSS qui, perché da un certo punto di vista la struttura è presente, poi bisogna capire in pratica, però partiamo da una proposta che in origine è stata fatta dalla politica. Parla in maniera positiva sostanzialmente. Non sto parlando in maniera positiva, non credo ci siano gli elementi, io vorrei precisare, non ci sono gli elementi al momento, non è che ci sono gli elementi per dire positivo o negativo. Chiaro, io guardo com'è partito il PDL 23, sulla base com'è arrivato, mi pare ci sono stati dei risultati importanti per la come dire, il cercare di avere più sotto controllo la situazione, più anche elementi di trasparenza, più presenza dei sindaci. Poi lei ha detto anche il discorso anche dell'apporto dell'opposizione, anche di tutti gli altri partiti. Ma veramente noi non abbiamo visto accolto nessun emendamento, e il testo licenziato è frutto di un maxi emendamento presentato dalla maggioranza. Chiuso. Però vorrei fargli notare alcuni passaggi, ma mi permette di fargli notare alcuni passaggi nella situazione che lei ritiene migliorativa. Se lei legge l'ultimo capoverso c'è la frase mitica: salva
salvo necessità da parte della Giunta di eventuali modifiche. Pertanto è un testo licenziato con delle migliorie, ma che sicuramente subiranno dei ritorni all'origine grazie a questa frase. Ecco, quindi potrebbe annientare tutto questo? Certo. Comunque io parlo per amore di completezza, perché altrimenti gli serviva per portarlo in aula. Non è che adesso siamo nella partita chi è contro, chi è a favore, perché questo ma è giusto per chiarirsi tra noi. È vero che noi abbiamo preso i documenti che ci sono, non sappiamo. No, ma certo, noi che abbiamo Ma è vissuto vero la che storia, il testo che è stato presentato a giugno del 2015 è stato bocciato dalle conferenze dei sindaci, dagli ordini professionali, dalle associazioni che sono venute in audizione. Tutte le audizioni di cui abbiamo parlato. È stato riscritto. Perché tutte quelle osservazioni chiaramente sono state recepite, quindi quelle osservazioni. No, hanno cercato di recepire in parte alcune osservazioni ed è stato riscritto come. Fra altre cose c'era anche proprio la natura stessa dell'azienda zero che non si capiva cosa fosse e alla domanda fatta in commissione che cos'è, l'assessore ha risposto in un modo e il dirigente ha risposto in un altro modo e da lì hanno ritirato, tanto che Zaia il 30 dicembre 2015 nomina 9 direttori generali per 9 ULS, fa una scelta senza avere alle spalle l'approvazione della legge. Però per onore di completezza? Certo, stavo dicendo, io nel testo che abbiamo, a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge numero 23 e numero 74, uno della maggioranza e uno dell'opposizione del PD quantomeno. Ecco. Per cui voglio dire, mi pare che un qualcosa di aggiuntivo ci sia. Poi, per vedere com'è difficile entrare nel merito di questa cosa, perché chiaramente stiamo parlando di 8 miliardi e mezzo di spesa regionale su un totale di 12 miliardi della regione più o meno, quindi stiamo parlando di una cifra importante. Per quanto riguarda anche la questione della, non per confutare la questione, è perché credo che anche la politica debba con precisione andare a colpire laddove serve colpire, perché sono d'accordissimo sulla questione della tracciabilità degli euro, della trasparenza, cioè queste cose qui sono sante perfino. Però quando si parla della gestione accentrata che andrà in capo a questa azienda, se ci sarà poi, non lo so, ecco, è anche da dire che non sono 8 miliardi e mezzo, cioè degli 8 miliardi e mezzo, circa 7 miliardi e 4 sono 7 miliardi e 8 sono già destinati alle ULS per criterio di quota capitaria che decide il Consiglio e la Giunta nella sua applicazione. Non è che l'azienda zero gestirà 8 miliardi, gestirà 250 milioni, che già oggi la gestione accentrata gestisce 250 milioni da anni a livello regionale. Un attimo solo, sentiamo 9 miliardi, ma 1 miliardo. Jacopo Berti. Il problema politico è dei criteri che si usa per quanto riguarda il riparto per quota capitaria, perché in base all'epidemiologia delle persone, all'età, alla buona montagna, eccetera, è automatica quella. Lei in maniera assolutamente di una correttezza intellettuale assoluta si è dato una domanda e ha dato una risposta corretta che è assolutamente coerente. Il problema poi sono i pagamenti, quando e come avvengono e con che velocità e con che criteri avvengono. Parliamoci molto pianamente, non prendiamoci in giro, siamo tutti cresciutelli. Perché il servizio che abbiamo visto prima parlava di dicembre, era di dicembre giusto, diceva a febbraio arriverà in aula. Ma siamo a giugno. Ma infatti era stato fatto apposta. Esatto, è stato fatto apposta. Perché non si è arrivati in aula? Perché non sono riusciti a mettersi d'accordo sulla gratificazione dei propri bacini elettorali. Questa è la verità. Perché nella redistribuzione delle ULS ognuno doveva portare a casa un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un direttore generale. E allora se non si dava la briciolina a ciascuno, alto là, fermi tutti, scattavano i ricatti incrociati e allora non se ne parlava in commissione. Allora, se siamo a questo livello, prima ancora di iniziare la discussione, ma ci rendiamo conto cosa potrebbe succedere se andiamo a mettere tutti questi soldi che è vero sono destinati a quella data ULS,
Ma vogliamo parlare dei ricatti incrociati che partono quando iniziamo a parlare di schede ospedaliere all'interno della commissione? Allora tu mi dai 2 posti di rianimazione, io te ne mollo uno di ortopedia. Questo fa rabbrividire i cittadini, ve lo dico. Questo deve far capire. No, però la gente deve sapere. Non è che non la gente deve sapere come funziona la politica poi dentro quelle stanze, perché dopo sembra tutti santi far funzionare bene le cose. Sì, ma anche adesso c'è così in pratica. Ho capito, ma questo non vuol dire che vada cioè non è che dà benzina a questo sistema perverso dicendo guarda, oltre a gestirti le schede ospedaliere, perché non ti gestisci anche gli 8 miliardi e mezzo di euro? Beh, guarda, cioè è questo che io trovo assurdo, che venga dato uno che venga messo fuori, come dicevamo prima. Allora tutti i soldi li mettiamo fuori in una scatoletta, così anche se dobbiamo fare le scelte difficili, fare le scelte strane, poi diciamo che è stato facciamo un esempio pratico, 1, 2, 3, tutti e 3 presenti a Valdagno settimana scorsa per parlare di un punto nascite che rischia di essere chiuso. Il governatore Zaia un anno fa dice: io la Lorenzin quando la vedo la caccio fuori dal Veneto, non chiuderà un punto nascita in Veneto. E adesso ne stanno per chiudere uno. Definisce l'ospedale le schede ospedaliere che dicono... E cosa dice Zaia? Colpa di Roma ladrona che mi obbliga a chiudere i punti, però io non mollerò un centimetro. No, fermatevi un secondo. Allora raccontatemi cosa state vedendo, perché io sto vedendo invece una regione che chiude un punto nascite. Allora decidiamoci cosa vogliamo guardare. Se vogliamo fare qualcosa di serio che serva ai cittadini, è la nostra visione politica, non sto dicendo che è quella giusta, sto dicendo che è la nostra visione politica. Si va a togliere burocrazia e quindi, come dicevo prima, l'impianto è condivisibile. Ma quando invece rivedo un amplificatore dei meccanismi perversi che a me non piacciono, dico no signori, fermi tutti. Se togliamo, andiamo a fare un disboscamento di tutti questi meccanismi, possiamo parlare di un qualcosa che sia virtuoso, ma sul resto non ci siamo. Chiarissimo, sento anche adesso Righetti del CGIL e il sindaco. Pubblicità, pochi secondi, tra poco siamo con voi.